Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati con l'edizione speciale del venerdì con l'Associazione Acquirenti per quanto riguarda il discorso legato alle varie iniziative dell'associazione. Oggi parleremo di social network, in particolare la vedete già collegata con noi, la dottoressa Chantal Pischiutta, a quale do il buongiorno innanzitutto Buongiorno. prima di iniziare. Buongiorno a lei, allora cominciamo subito, no? Dottoressa, con il discorso legato ai social network, perché? Perché nei social network bisogna stare molto molto attenti, perché a volte basta un click e ci si trova un clock, verrebbe da dire, no? Esatto, esatto, buongiorno, grazie. Sì, noi oggi io con l'avvocato Bergamo avevamo pensato di affrontare questo tema proprio perché ormai siamo sommersi, diciamo, circondati da queste nuove reti di comunicazione, nuovi strumenti e infatti li utilizziamo con molta disinvoltura. Il fatto è che non ci si rende conto quanti aspetti delicati ci siano dietro. Per esempio, quante volte pubblichiamo delle fotografie che ritraggono dei conoscenti, degli amici e non ci preoccupiamo minimamente di chiedere il consenso prima di farlo. Oppure anche quante volte purtroppo si legge sui social, sui forum, su queste piattaforme. Ecco, se mi permette, avvocato, proprio lei è partita proprio come si dice a fagiolo, no? Proprio ieri è successo, ieri sera mi è arrivata una foto di un incidente stradale, che per fortuna non alla fine solo danni materiali alle auto, volontariamente, insomma, anche in buona fede, la persona che era sul posto mi ha inviato la foto, l'ha messa subito sul mio profilo Facebook, io immediatamente mi sono accorto che la foto non andava bene per un semplice motivo, perché si vedevano le facce delle persone coinvolte e ho dovuto immediatamente oscurare la foto e dover Esatto, scaricarla e rimodificarla secondo le diciture vigenti, no? Perché chiaramente esatto, privacy, esatto. eccetera. Può capitare per un semplice motivo, non per malafede, chiaramente la No, persona che no, l'ha pubblicata l'ha infatti. fatta in buona fede, però giustamente poi gli ho spiegato via Messenger che il problema è che se uno di queste persone si accorgeva o non mi accorgevo io della presenza della foto, tranquillamente questo poteva appellarsi a un avvocato per chiedere Esatto. anche i danni alla mia persona che magari non si era accorto della foto, no? Giusto Esatto, no, essere infatti chiari. hai fatto benissimo. Infatti uno dei temi che volevamo affrontare oggi era proprio sulla pubblicazione delle fotografie, che è la cosa che facciamo più spesso e con molta proprio tranquillità, diciamo. Infatti, diciamo che la prima cosa che bisogna considerare è che quando noi pubblichiamo una fotografia che ritrae altri, stiamo praticamente ledendo il soggetto ritratto. Questo perché le diamo il diritto alla riservatezza, il suo diritto alla riservatezza, che è un diritto che permette praticamente di garantire che tutto quello che riguarda la sfera privata, personale, familiare del soggetto non venga pubblicizzata, cioè non venga sottoposto al dominio pubblico senza il suo volere, contro il suo volere. Ma andiamo anche a ledere il diritto all'immagine, che è una espressione più ampia del diritto alla riservatezza e che viene riconosciuto a tutti, perché è un diritto che ha un carattere personalissimo e assoluto. Questo vuol dire che non lo posso né ledere né cedere. Il nostro codice civile infatti lo tutela, lo disciplina all'articolo 10. Lo tutela andando a vietare qualsiasi pubblicazione di un'immagine di un soggetto, qualsiasi divulgazione che vada a ledere l'onore e la reputazione del soggetto. E allora appunto insomma è importante capire quando è che possiamo pubblicare una fotografia che ritrae altri e senza dover chiedere il consenso. In questi casi dobbiamo guardare cosa ci dice la legge sul diritto d'autore. È una legge del 41, la 633, due articoli ci aiutano, il 96 e il 97. Questa legge ci dice che quando il soggetto ripreso è noto, quando il soggetto ripreso riveste un pubblico ufficio, quando la pubblicazione ha una finalità didattica, scientifica, culturale, quando la riproduzione è collegata a delle cerimonie, a degli avvenimenti di interesse pubblico, allora in questo caso non è necessario chiedere il consenso.
Però il problema è che al di fuori di questa ipotesi ci si espone invece al rischio che il soggetto ripreso, come anche lei diceva prima, ci possa chiedere un risarcimento del danno, se c'è un danno. Ma tra l'altro, anche nei casi in cui un danno magari non c'è, il soggetto ripreso può benissimo rivolgersi al giudice per chiedere che gli venga riconosciuto, diciamo, una somma che viene detta a Certo. prezzo del consenso, è praticamente una Possiamo somma. dire, mi permetta avvocato, possiamo anche fare l'esempio dove c'è il famoso confine, no, tra il diritto di cronaca e il non diritto di cronaca, tanto per essere Esatto, chiari. che è molto labile tra l'altro, no? Mm. E quindi può appunto chiedere che il giudice stabilisca in via equitativa una somma di denaro che appunto è una somma che gli viene riconosciuta per poter cedere la sua autorizzazione. Il giudice chiaramente andrà a vedere una serie di elementi, per esempio se l'autore della pubblicazione ha ottenuto un vantaggio economico piuttosto che lo scopo perseguito e altre circostanze. Questo vale in generale, però una parentesi era giusta secondo me da fare per quelle fotografie che ritraggono i minori che non hanno compiuto 14 anni. Questo perché banalmente si pensi quando facciamo una festa di compleanno con i figli dei nostri amici e facciamo ovviamente delle foto. Chiaramente i nostri amici ci dicono sì sì, fai la foto tranquillamente, tienila tu nel telefono, nessun problema. Ma questo non vuol dire che io poi possa pubblicarla sul mio profilo Facebook senza chiederlo ai genitori. Tra l'altro questo vale sempre, cioè vale anche per quelle coppie che sono separate o divorziate, perché appunto il genitore deve chiedere sempre consenso all'altro. Questo anche perché in linea generale l'affidamento è sempre condiviso. Sono casi estremi quelli dell'affidamento esclusivo, perché in quel caso il genitore che ha l'affidamento esclusivo del figlio assume da solo tutta una serie di decisioni a carattere straordinario. E quindi in questo caso, quando viene pubblicata una foto che ritrae un minore e senza il consenso anche di un solo genitore, beh, il genitore che non è d'accordo si può rivolgere al giudice per chiedere che venga cancellata immediatamente la foto, per imporre un divieto di pubblicarle ulteriori in futuro, cioè si chiama inibitoria, e anche per stabilire una sanzione se questo divieto poi viene appunto non rispettato. Poi chiaramente se c'è anche un danno può chiedere anche il risarcimento del danno. Se il minore invece ha compiuto 14 anni, quello che ho detto fino adesso non vale perché il minore che ha 14 anni può decidere da solo, può dare da solo il consenso a pubblicare la sua foto. Certo. Questo era, Apro una diciamo, parentesi, se permette, sì, avvocato, apro una parentesi sempre certo. sul discorso della pubblicazione attraverso i social. Mettiamo il caso che una persona X pubblichi una foto non solo di un minorenne, ma anche di un maggiorenne e nel caso in cui la foto venga taggata, no? Il famoso tag, e Mhm. inconsapevolmente magari viene taggato, perché ad esempio come il sottoscritto non ha solo un profilo Certo, Facebook, ne ha più profili per vari motivi, insomma, no? sì. Perché le Mhm. richieste di amicizia gestisci meglio la cosa. Però dicevo, magari mettiamo il caso che venga taggato in uno dei social dove magari meno segui, no? Meno vai a controllare, ti trovi il tag, inconsapevolmente tu non vai a controllare, mettiamo il caso che scatta la denuncia da parte della persona che si trova o il genitore, insomma, la foto sul profilo di questa persona. Ecco, automaticamente si rischia anche noi la denuncia, nel senso che io sono No, perché lei taggato ma non non ha me nessuna pubblicato la foto. foto, lei è stata Ecco, taggato dall'autore della pubblicazione, è perfetto, l'autore sempre perfetto. che risponde, perché io sono stata taggata e magari neanche lo so, nemmeno magari lo scopro dopo, ma comunque posso anche pensare che chi mi ha taggato abbia chiesto il consenso. Quindi voglio dire, io non sono l'autore della pubblicazione, anche perché poi in ambito penale si risponde sempre personalmente e di conseguenza io qua devo rispondere di cosa? Di niente, perché alla fine non ho fatto nulla, mi sono stata taggata, ecco. Quindi questo è. Ecco, la cosa importante da sottolineare è anche questo, perché ci sono stati dei casi in cui persone Certo. si sono trovate la convocazione in tribunale senza sapere né arte né parte, ecco, No, proprio per certo, essere poi è chiaro. chiaro perché vieni chiamato, poi spieghi il fatto, però d'altra parte se io sono stata taggata e non ho pubblicato quella foto,
di cosa posso rispondere? Io non ho fatto nulla, sì, non ho commesso appunto con dolo tale appunto condotta, tale comportamento, quindi la chiaro. pubblicazione del post. Poi chiaro, alla fine le indagini si fanno sempre e si vede appunto un po' tutto il contorno della fattispecie, perché sì, altrimenti non si può neanche capire bene i profili di responsabilità dei singoli coinvolti, no? E quindi questo era un po' il primo tema. Il secondo invece, che avevo pensato che potesse essere utile perché è ancora più grave, è quello della diffamazione, cioè mi riferivo alle minacce, no, che si leggono tante volte sui forum e sui vari profili social, perché in questi casi rientriamo nel reato della diffamazione aggravata, un reato che viene disciplinato dall'articolo 595 del Codice Penale, ed è un reato che si ha tutte le volte in cui io in maniera consapevole vado a offendere la reputazione altrui comunicando con più persone. Il problema dei social però qual è? È che il social viene considerato un mezzo di pubblicità e quindi il reato è pure aggravato in questo caso. Perché appunto banalmente Facebook permette di diffondere in maniera molto elevata il messaggio offensivo, permette di raggiungere in maniera incontrollata i destinatari e altre persone che appunto leggono il post. Quindi banalmente, se leggo delle offese su un profilo che è pure chiuso, perché c'è anche il profilo chiuso, non quello aperto e accessibile a tutti, comunque è diffamazione aggravata, perché posso immaginare che anche se un profilo è chiuso, comunque ci sono almeno 5 amici in questo profilo, ma anche se per esempio vado a fare delle offese, a scrivere delle offese su un gruppo social chiuso, anche qua rientriamo nel reato di diffamazione aggravata, come anche nei casi di forum dove si legge, infatti noi era capitato che si erano insomma postate delle offese su dei servizi non ben insomma accolti da concessionarie piuttosto che da ristoratori. In questo caso siamo sempre nel reato di diffamazione aggravata, c'è solo un'eccezione e che è quella in cui per esempio l'offesa viene fatta nella messaggistica privata, perché qui se io penso a Facebook che ha la possibilità di iscriversi su Messenger, beh, se io offendo tramite Messenger legge solo il destinatario e allora non siamo più nella diffamazione aggravata, ma siamo nell'ingiuria. Ingiuria che oggi non è più un reato perché è stato depenalizzato, ma questo non vuol dire che l'autore ne esce insomma Possiamo dire, indenne. mi permetta, possiamo dire che dal penale si passa al civile, tanto per fare Esattamente, però ecco. si passa al civile, sì, sì, banalmente si passa al civile, però E becchi la multa, però non sei segnato, ecco, tanto, cioè pagherai una esatto, sanzione, via dicendo, sì. esatto, non c'è niente sul casellario giudiziario, però devi comunque risarcire il danno e pagare una sanzione pecuniaria a favore dello Stato. Allora, diciamo che per capire se abbiamo una diffamazione aggravata, dobbiamo vedere alcuni elementi che devono essere concorrenti. In primis, il soggetto destinatario dell'offesa deve essere facilmente individuabile. L'offesa deve poter essere letta da più persone e deve praticamente essere utilizzato uno strumento che raggiunge in maniera incontrollata i destinatari e ci deve anche essere una chiara volontà, deve emergere una chiara volontà dell'autore di offendere il decoro, l'onore e la reputazione, Chiaro. proprio in maniera oggettiva, cioè per le espressioni che si utilizzano Mm. praticamente. Faccio un'altra Perché? parentesi, mi permetta, avvocato, Sì, visto che l'argomento è questo. Mettiamo il caso, prendiamo me, mettiamo il caso, sì, leggo un commento indirettamente o direttamente sulla mia persona, no? Oppure stiamo commentando, solitamente quando partono le offese si parla di politica, di calcio o le solite sì, cose, no? Più che sì, altre banalità, no? Mettiamo il caso sì, che mi sì. scivoli, tra parentesi, mi scivoli un commento non proprio appropriato, ecco, nel senso proprio un'offesa vera e propria. Ecco, nel frattempo, Mhm. magari io mi accorgo di aver fatto la scivolata, cosa faccio? Rientro nel commento, cancello il commento e tutto va bene. No, cosa succede? Il titolare o l'autore del post, cioè quello che ha iniziato la conversazione, fa lo screenshot, il famoso screenshot. Sì, Io cancello, cioè per dire, io è cancellato e tutto a posto. Mettiamo il caso che dopo, non so, 2 mesi, 3 mesi, riappaia come per magia, no? Magari perché sono i famosi che ti vogliono dire, ma tu non è che sei intelligente, hai detto questo in tale data.
come ci si deve comportare? Cioè io ad esempio posso eventualmente denunciare, cioè querelare l'eventuale Certo, autore che ha pubblicato uno screenshot su un commento mio, ripeto, sì, sbagliato, ma che nel certo. contesto poi ho cancellato. Sì, certo, lei ha 3 mesi di tempo per appunto sporgere querela, da quando appunto ha scoperto il fatto, anche perché fare lo screenshot dell'offesa va bene, solo che poi bisognerebbe fare anche autenticare da un pubblico ufficiale per avvalorare insomma la validità di tale appunto documento. E poi appunto sporge querela a 3 mesi di tempo e appunto poi si può anche costituire parte civile nel procedimento penale perché chiaramente avrà dei danni e li può chiedere, non solo patrimoniali, ma in questo caso quando si parla di offese sono soprattutto non patrimoniali, Certo. no? Ma anche per esempio se l'offesa viene fatta senza scrivere il nome e il cognome del destinatario, non è che mi salvo, perché se per esempio io scrivo del mio ex marito che è un mantenuto piuttosto che è un ladro, allora in questo caso sono esposta a questo reato perché è chiaro che il mio ex marito è facilmente individuabile perché conoscenti, amici, colleghi di lavoro sanno ben chi potrebbe essere, no? E quindi chiaramente sono tutti casi che sì, sono delicati, però ho 3 mesi di tempo da quando scopro il fatto per poter rivolgermi alle autorità, fare una querela e poi si avviano le indagini, si apre il procedimento penale e poi appunto si va dritti per quella strada, ecco. Invece l'ultimo argomento che è ancora più diciamo grave e delicato, ma che purtroppo avviene soprattutto oggi, oggi perché appunto ci sono i social, ma insomma una volta comunque avveniva, è quello dello stalking, degli atti persecutori. Qui siamo nell'articolo 612 bis del codice penale. Praticamente si ha lo stalking tutte quelle volte in cui in maniera perpetrata vado appunto a vado praticamente a intimidire, a minacciare, a molestare la vittima. In questo caso si tratta di un reato a forma libera perché il nostro codice penale lo va a disciplinare descrivendo la conseguenza che il comportamento ha sulla vittima. Cioè mi spiego, se questi atti persecutori sono tali da arrecare un disagio tale da temere per la propria sicurezza, per quella dei familiari, dei congiunti, piuttosto che proprio da alterare le proprie abitudini di vita, rientriamo nello stalking. In tema però di social network, la giurisprudenza chiede qualcosa di più, cioè la giurisprudenza cosa dice? Bisogna vedere la reiterazione delle condotte. Questo perché messaggi assillanti, per esempio, scrivo più volte delle offese, intimidazioni sulle bacheche social, piuttosto che invio messaggi di inviti, richieste di rapporti sessuali, oppure anche di richieste di un appuntamento, piuttosto che mando dei video, delle immagini che ritraggono una persona insomma, in posizioni, in Certo. momenti intimi, Ecco, e anche qui sia mi permetta, avvocato, apro una parentesi. La sì, differenza fra uno stalker e un hater, perché sappiamo che non sono le case, le ex ICP e ACP, tanto per essere chiari. Cioè, perché molto spesso noi sentiamo queste parole, soprattutto va molto di moda, ormai si coniugano termini inglesi perché fa più che altro sì, pandam, no? fa Però più molto figo, spesso. no? Sì, molto spesso si sente, ad esempio, anche attraverso i media, i media i mezzi di informazione, che uno è stato denunciato magari per stalker, ma magari si sente che uno è stato denunciato perché era un hater. Ecco, la differenza qual è? Perché giustamente lei adesso ci stava parlando di varianti in corso d'opera, no? Perché alla fine in quel caso entra nel contenuto personale, proprio nel sistema personale del soggetto interessato e quindi viene a conoscenza di tutta una serie di dati a carattere privato e non è solamente, è sempre un'invasione della sfera privata, però in questo caso proprio mi denuda in un certo senso perché entra nel sistema informatico e praticamente mi invade completamente. Invece lo stalker diciamo assilla
con dei messaggi che io poi posso anche bloccare, ma non mi entra oltre nel sistema informatico, che può essere il telefono piuttosto che il computer e quant'altro. Anche perché nello stalking quello che bisogna vedere è sempre che il tipo della condotta, cioè a prescindere da come viene espressa, come viene esternata, è da vedere se mi comporta, me destinatario, me vittima, una destabilizzazione psicologica, e anche bisogna guardare l'arco di tempo, nel senso che io devo vedere se quegli atti che ha posto in essere lo stalker sono caratterizzati dall'abitualità e dalla continuità, nel senso che, come dicevo prima, perché bisogna vedere più la reiterazione delle condotte? Perché dei singoli episodi possono essere anche leciti, cioè per esempio se io ragazzo mando un messaggio a una ragazza chiedendogli insomma di uscire con me, lo faccio una volta, non è che è un reato. Chiaro che se aggiungo questo più altri comportamenti e ripetuti nel tempo, beh, forse insomma diventa un po' pericoloso, non è poi così tanto normale. E quindi in questo caso, a differenza della diffamazione, se subisco queste insomma intimidazioni, questi atti persecutori, io ho 6 mesi di tempo per appunto sporgere querela. Questo era un po' i temi che oggi volevamo toccare con anche Beh, l'avvocato insomma, non è che Bergamo. non è che abbiamo parlato di bruscolini, tanto per essere chiari, cioè, No, abbiamo no, parlato di ma cose molto questo era più che importanti. altro per capire come i social sono sicuramente Mm. uno strumento che è utile, che ci fa anche divertire, però purtroppo è anche molto delicato, cioè bisogna utilizzarlo in maniera molto intelligente, e soprattutto anche proprio ai ragazzi, no? Ma anche a noi giovani, me compresa, insomma è bene capire cosa hai nelle mani, perché purtroppo è un Comunque la niente. regola vale anche per i meno giovani, me compreso, Sì, ecco, tanto per essere certo, chiari. certo. Però insomma è bene capire insomma, che quello che si utilizza, che può sembrare in apparenza anche un gioco, in realtà poi un gioco non è, perché si sta un attimo. Certo. Bene, allora avvocato, io la ringrazio come sempre per Grazie a le lei. sue delucidazioni in merito agli argomenti che trattiamo il venerdì con l'Associazione Acquirenti, augurandole a lei e a tutti i suoi colleghi e collaboratori, ma anche coloro che stanno, come si dice, nei vertici della piramide di acquirenti, un cordiale Mhm. proseguimento di giornata e anche buon fine settimana. Ricordiamo ai nostri amici vicini e lontani che l'appuntamento con Acquirenti torna venerdì prossimo, come sempre, stessa ora, stessa rete, e parleremo chiaramente di altre cose, perché non abbiamo conosciuto Acquirenti, dove sappiamo che Acquirenti non si limita a un settore particolare, ma spazia a 360 gradi, chiaramente sempre Esatto. dalla parte del cittadino, come si dice in questi casi, dove si può dare e consigliare per quanto riguarda certe particolarità e certe problematiche, insomma, che accadono nel quotidiano. Grazie ancora alla dottoressa Chantal Pischiutta, grazie a voi amici e amiche, augurandovi un buon proseguimento di giornata. Vi ricordiamo che l'appuntamento live per quanto riguarda i nostri audio video giornali, ci sarà il primo appuntamento intorno alle 11, chiaramente le notizie in corso di aggiornamento quotidianamente sul nostro sito www.friulitv.net. Cosa dire? Grazie come sempre per la visione all'ascolto, e come si dice nella lontana, non perfida Albione, ma nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Grazie, Mandi.